giorni, manifestazioni di stima, e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. I ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di informazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Nuovi disservizi stamane per lavoratori e studenti pendolari che si servono della linea ferroviaria tra Chioggia e Rovigo. 2 delle corse a loro maggiormente destinate, quella delle 6:09 da Rovigo in direzione Laguna e quella delle 7:29 da Chioggia verso il Polesine, sono state completamente cancellate e quindi non sostituite nemmeno dagli autobus, probabilmente dal momento che è stato divelto un passaggio a livello. La circostanza ha comunque gettato l'utenza nel disagio, con l'ulteriore attesa di almeno un'ora e il conseguente ritardo a scuola o al lavoro. Peraltro la corsa delle 7:09 da Rovigo viene sostituita dal servizio su strada, che impiega quasi 2 ore a raggiungere il capolinea clodiense. A testimoniare la situazione è stato Francesco Zennaro, segretario del locale Circolo di Rifondazione ed egli stesso pendolare della stazione di Cavanella d'Adige al capoluogo comunale, il quale ne ha riportato gli estremi all'interno del gruppo Facebook tra gli utenti della tratta. Domani, 12 novembre, sarà trascorso un anno dalla prima terribile ondata di alta marea eccezionale che per molte ore si era abbattuta nei centri storici di Venezia, Pellestrina e Chioggia. Nel capoluogo l'acqua grande aveva raggiunto la cifra record di 187 cm sul livello medio del mare, mentre in Laguna Sud la furia gonfiata dal vento si era fermata, per modo di dire, a 170 cm. Nell'isola di Pellestrina si è raccontata anche una vittima per via di un cortocircuito elettrico. Da allora alcune circostanze sono cambiate. Il litorale più esposto ha visto procedere alcune opere di salvaguardia, specie dopo l'arrivo in visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma soprattutto il sistema MOSE è entrato in funzione almeno 2 volte per proteggere i centri abitati, facendo il dovere per cui era stato progettato, nonostante non sia ancora completo né collaudato. Differente invece il trattamento ricevuto da coloro, tanti, che hanno subito danni notevoli dall'imperversare dell'acqua. Se per quanto riguarda Venezia l'erogazione dei fondi pubblici dallo Stato e dalla Regione non è mai stata lenta né parsimoniosa, superando la 10ª sessione e ristorando poco meno di 3.000 fra utenze private e imprese, a Chioggia Sottomarina i 542 aventi diritto non sono stati ancora risarciti di un centesimo. L'assessora comunale alla protezione civile, Jenny Cavazzana, conferma. I contributi arrivati, una prima tranche di 100.000 euro e poi altri fondi, sono quelli destinati ai beni pubblici danneggiati, come le scuole e un semaforo. Confido che a breve gli enti sovraordinati libereranno anche i finanziamenti per i privati e le imprese, che al momento non sono state indennizzate. Il Comune sta cercando di ottenere almeno un acconto dei quasi 5 milioni dovuti. Davide, senti, ma questa della birra all'acqua di mare, questa proprio mi deve far capire, perché veramente non ho parole. Certo Andrea, qui abbiamo una Gose di Birra Nova, un birrificio pugliese di Bari. Loro hanno ripreso uno stile della Germania dell'Est, appunto come dicevo lo stile Gose, aggiungendo il 10% di acqua di mare dell'Adriatico,
depurata e resa alimentare. È uno stile un po' particolare perché ha questo retrogusto sapido da marino, ma si sposa benissimo con il pesce, 100%. A un anno dal 12 novembre 2019, Venezia non dimentica i 187 centimetri di acqua che l'hanno sommersa in quella terribile notte. Un anniversario che fa riemergere ricordi dolorosi, ma anche momenti di grande solidarietà. Per non disperdere le storie che si sono intrecciate in quelle ore concitate, è nato il progetto di memoria collettiva digitale Acquagranda 2019, realizzato dall'Università di Ca' Foscari assieme a Science Gallery Venice e in collaborazione con le istituzioni partner del Distretto Veneziano di Ricerca e Innovazione, patrocinato da Confartigianato. Il progetto verrà presentato in diretta streaming domani, giovedì 12 novembre 2020, simbolicamente alle ore 12, nel canale YouTube dell'Università Veneziana e alla pagina Facebook di Science Gallery Venice. Sarà lanciato in questa occasione anche il sito web acquagrandainvenice.it, il portale che raccoglierà i materiali digitali prodotti in quei giorni e inviati in questi mesi da centinaia di cittadini che hanno vissuto l'acquagranda sulla propria pelle. Post nei social network, messaggi e commenti da chat private, foto e video realizzati, scambiati e pubblicati dai testimoni diretti di quella notte e dei giorni successivi. Sempre il 12 novembre sarà presentato Città delle Sirene, il documentario del cineasta veneziano Giovanni Pellegrini relativo allo stesso fenomeno. Il film della durata di 52 minuti sarà disponibile online gratuitamente solo dalle ore 18 alla mezzanotte di giovedì nel canale YouTube di Ginko Film e al sito di Science Gallery Venice, prima di cominciare il proprio percorso nei festival cinematografici internazionali. I contenuti raccolti saranno accessibili attraverso QR code da molti luoghi della città colpiti dalla marea. Verranno organizzati workshop e seminari e il 21 aprile sarà inaugurata una mostra diffusa nella città, costituita da opere virtuali ispirate ai contenuti dell'archivio e realizzate da artisti internazionali. L'iniziativa Acquagranda 2019 proseguirà poi anche nel 2021. Ha avuto luogo stamane tra le ore 10 e le 12 in campo San Geremia a Venezia e contemporaneamente in via Palazzo a Mestre, nei pressi della sede municipale, il presidio dei lavoratori che coprono i servizi ausiliari all'educazione dei bambini in età da 0 a 6 anni, come i cuochi delle mense e i collaboratori per 28 asili nido e 16 scuole dell'infanzia. L'agitazione dei dipendenti della società partecipata AMES, promossa dai sindacati della funzione pubblica di CGIL e CISL e UIL, era stata preceduta da una lettera aperta inviata dagli operai alle famiglie. Siamo consapevoli dei disagi arrecati, si legge nel testo, ma la battaglia è a difesa del servizio stesso, per cui chiediamo la vostra solidarietà. I motivi principali della manifestazione risiedono nelle carenze di organico. Le sigle chiedono l'assunzione di 45 tra ausiliari amministrativi, anche in sostituzione di chi va in pensione, oltre che per nuove attività aggiuntive, mentre il Comune sarebbe disposto ad assumere solo 15 addetti part-time.